e appunto siamo un gruppo di 6 persone, adesso siamo noi 3 a rappresentarlo, ognuno che viene da una scuola diversa, ognuno con formazioni diverse, ci sono 3 elettronici, 2 meccatronici o il liceo e ognuno ha messo in campo le proprie abilità per costruire tutto. E quello che è stato più bello è stato che i meccanici non hanno fatto solo meccanica, gli elettronici non hanno fatto solo elettronica, anzi da noi c'è stato proprio un rovesciamento dei ruoli, perché gli elettronici sono spostati sulla meccanica, io mi sono dedicato più all'elettronica e all'automazione e i meccatronici hanno fatto tutto il resto. Quindi è stata una condivisione di esperienze e allo stesso modo noi siamo arrivati qua senza sapere quasi niente, siamo superiori e abbiamo fatto questo, quindi abbiamo anche imparato costruendolo e sbagliando anche. Questo è proprio lo spirito del team working, che è questa attività che sviluppano i ragazzi 2 pomeriggi alla settimana per tutto l'anno, per i 2 anni, e nel quale effettivamente partono da un progetto, progettano da zero un'apparecchiatura su uno stimolo che viene, come dicevo, dall'esterno, e alla fine sono chiamati anche a realizzare il prototipo finale, come vedete. E in questo l'importante, quello che ci chiedono le aziende nostre socie, è che i ragazzi, più che la realizzazione, che è pur sempre importante, imparino a lavorare in squadra, imparino a confrontarsi con le tematiche del mondo del lavoro. Loro progettano tutto seguendo anche filosofie produttive che vengono dal mondo dell'industria, loro lavorano in Lean, di tutto questo hanno degli Scrum, degli A3, applicano delle tecniche che poi saranno loro utili nel loro ingresso nel mondo del lavoro, perché loro sono già pronti, quando hanno finito loro hanno già il loro posto, perché hanno fatto i 2 anni di tirocinio a settimana spezzata, hanno già la loro esperienza e quindi le aziende sostanzialmente che hanno abbracciato la filosofia ITS, se li scelgono da subito, fanno fare questo percorso, alla fine hanno già il loro posto pronto. E su questo effettivamente poi lavori come questo, ma ve ne potrei far vedere anche decine di altri, sono veramente delle palestre importanti per questo tipo di, diciamo, di formazione. I risultati stanno arrivando, i ragazzi sono contente le aziende, sono contenti anche i primari ospedalieri in questo caso.